A tutti, buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, convegno di corse di domenica 11 dicembre e finale del trofeo Gentleman for Life che apre il convegno di corse con le prime due batterie. Ci sarà poi la finale come settima corsa, passano i primi 5. La prima batteria vede in pista Zero Giulia, Solimano, Pensiero Adri, Vaomar, ZWF, Zonk di Girifalco, Zero Gravity, Zitrunas e Zingaro Gad in una corsa molto incerta. Macchina che accelera. In partenza veloce Vaomar si avvantaggia nei confronti di Zebu WF che cerca di scendere alla corda su Pensiero Adri, operazione che riesce. All'esterno rimane Zonk di Girifalco che progredisce presto, ma intanto Vaomar ha preso la testa e conduce nei confronti di Zebu WF. I primi 200 metri se ne vanno in 15,4 con la progressione ora di Zonk di Girifalco che cerca di avvicinare Vaomar al completamento dei 400. Intanto sempre leader Vaomar con in schiena Zebu WF. Zonk di Girifalco all'esterno, si trascina Zingaro Gad. Se ne vanno i primi 600 metri di gara completati in 46 abbondante. E ora davanti alle tribune continua a guidare Vaomar, all'esterno Zonk di Girifalco che per il momento non preme. Comunque se ne vanno 800 metri iniziali in 1-1 e appena abbondante, con leader sempre Vaomar. In seconda posizione si mantiene Zebu WF, insiste all'esterno Zonk di Girifalco con in schiena Zingaro Gad, poi gli altri a seguire nelle identiche posizioni. Attacca Zonk di Girifalco a traguardo lontano al chilometro in 1:17,4, si avvantaggia su Vaomar che appare in difficoltà a 500 dalla conclusione. Passato Zonk di Girifalco, in seconda posizione ora scende Zingaro Gad. Non è ancora sceso alla corda perché Vaomar cerca di mantenersi ancora in quota, gli altri faticano. Tentativo anche di Zitrunas, centropista, che viene via in terza ruota, completamento della curva finale, ingresso addirittura. In vantaggio si presenta Zonk di Girifalco, all'esterno però c'è l'attacco di Zitrunas che si avvantaggia nel finale. Numero 6 Zitrunas Zonk di viene a concludere, netto vincitore. Il squalificato. secondo posto è per il numero 9 Zingaro Gad, al terzo Zero Gravity e poi per il quarto e il quinto sono in lizza in 2, passano in 5, vi ricordiamo, nella finale che sarà la settima corsa del programma odierno. I primi 5, vedete l'errore di Zonk di Girifalco a 100 dalla conclusione, passa facile Zitrunas con Antonio Vitiello che si afferma quindi in questa batteria nei confronti di Zingaro Gad, Zero Gravity. Andiamo a vedere per il quarto e quinto posto. Quarto posto per il numero 3 Pensiero Adri e al quinto Vaomar. Questi dovrebbero essere i 5 finalisti, mentre come detto la vittoria va a Zitrunas e ad Antonio Vitiello per conto di Salvatore Valentino e del signor Cristian Venturelli.